Dagli articoli che seguono nelle pagine successive si può vedere, si può capire il taglio con cui è stato impostato l'articolo. Cominciamo con i titoli dove si può notare questa definizione dei siculi, che nel 408 sarebbero stati assoldati dai cartaginesi per distruggere Imera, una importante città che si trova alla foce del fiume Imera, dove oggi c'è Termini Imerese e lo svincolo dell'autostrada di Bonfornello. I Siculi, che abitavano da oltre 7 secoli la Sicilia, sarebbero un popolo di mercenari, da quanto è titolato qua in questo articolo. Il tono e il tipo di frasi usate in questo articolo è veramente indicativo di un modo di pensare abbastanza diffuso grazie all'archeologia italiana, che in questi anni continua a ripetere le stesse cose che da oltre 100 anni sono state dettate dai padri dell'archeologia e della letteratura archeologica della scuola archeologica italiana. Possiamo vedere qua una definizione di Trinagria, dove dice che i Sicani furono i primi abitanti della Sicilia e furono i primi a rendersi conto che era una terra fertile, seguiti da Siculi ed Elimi, ai quali si aggiunsero presto i popoli che qui fondarono colonie e centri di scambio. Vi faccio notare che si parla di Sicani, ma non si parla mai dei Cogalos, che è una dinastia che è stata in Sicilia per migliaia di anni, una dinastia tipo paragonabile a quella dei faraoni, e che erano proprio il popolo sicano che si è insediato poi nella Sicilia occidentale, quando i Siculi, questi Siculi che dovrebbero essere arrivati dalla penisola, sbarcarono nella parte orientale dell'isola. Ora, secondo queste fonti citate dal giornalista, il nome della Sicilia viene da un fiume Sicanos che si trova in Spagna, e quindi per questo motivo i siciliani, i Sicani sarebbero un popolo proveniente dalla Spagna. Viene indicato anche il professore Vincenzo La Rosa dell'Università di Catania, il quale sostiene che invece i Sicani e i Siculi sono dei popoli nati in Sicilia e identificabili semplicemente col territorio della Sicilia. Abitavano il territorio centrale e sud-occidentale dell'isola prima del 1000 a.C. Il taglio dell'articolo comunque non nasconde delle frasi abbastanza discutibili e a dir poco razziste. La nascita dei Sicani dovette precedere di poco l'arrivo da Calabria, Campania e Puglia di tribù di popoli italici abili nel lavorare il bronzo e allevare i cavalli. Questa frase è assolutamente falsa, perché i Sicani abitavano l'isola da migliaia di anni, è stato il primo popolo, quindi se la signorina che ha scritto questo articolo avesse fatto un minimo di riferimento a Tea, la donna più antica della Sicilia trovata ad Acque Dolci, con uno scheletro perfettamente conservato di 11.000 anni prima di Cristo, poteva sicuramente collegare i Sicani alla presenza di queste popolazioni ai piedi dei Nebrodi, che addirittura commerciavano strumenti di lavoro per i campi, producevano e commerciavano strumenti di lavoro per i campi 11.000 anni prima dell'arrivo di quest'era. Ora, come si fa a dire che la nascita dei Sicani dovette procedere di poco l'arrivo di questi popoli italici, se la differenza fra questi popoli è di 4, 5.000, 6.000 anni?
Questi popoli avrebbero attraversato lo stretto su Zattere, come se in quel periodo dove abbiamo una letteratura della storia di Troia che ci dice che le navi dei greci avevano assediato Troia oltre 1500 anni prima di quest'era, invece i popoli che venivano dalla Calabria, dalla Campania e dalla Puglia avevano attraversato lo stretto su Zattere. Ma per quale motivo dovevano attraversare le Zattere se esistevano già navi che erano in grado di assediare città potenti come Troia? A tutte le semplificazioni che questo articolo fa della Sicilia, il racconto di Minosse che fugge, di Dedalo che fugge in Sicilia per scappare alle ire di Minosse, sono le frasi e le parole più incredibili. Ad esempio il re Sicano che mise in pentola il sovrano di Creta. Questo mettere in pentola il sovrano allude a quelle vignette sull'Africa dove si vedono gli indigeni con i forchettoni in mano che mettono gli esploratori dentro la pentola a bollire. Cioè gli esploratori evoluti che vengono per conoscere il territorio vengono fatti bollire dentro la pentola dai selvaggi. E questa parola bollire viene ripetuta diverse volte. Cocalo che ordina alle figlie di bollire Minosse, bollito Minosse non si arrese e rintracciò Dedalo, e infine Eraclea Minoa nella Vigentina si chiamerebbe così proprio per onorare il nome del re cretese finito cotto. Ora l'articolo con gli Elimi mangiatori di miglio, cioè non avevano a disposizione di meglio che mangiare il miglio, che secondo i greci era un alimento scadente. E infatti li consideravano talmente rozzo che potevano solo nutrirsi di un cereale così scadente.